Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Tropico 5. Allora, come potete ben vedere, ci troviamo nuovamente immersi all'interno della nostra grande schermata di gioco. Prima di cominciare ragazzi e di continuare la nostra avventura, vi voglio appunto precisare una cosa. Avete visto soprattutto nella pagina di Facebook il post all'interno del quale vi ho detto che ieri sarebbero usciti due gameplay di Tropico. Bene, il primo gameplay è uscito, solo che nella seconda parte della registrazione ho avuto dei problemi col dispositivo con il quale registro, l'Avermedia Game Portable. In un minutino vi spiego cosa è successo in modo tale da farvi capire. In pratica io ho provato a installare dei driver diversi per riuscire a registrare meglio, visto che c'era un problema di non sincronizzazione tra audio e video, e con questi nuovi aggiornamenti sono riuscito a far partire tutto abbastanza bene. Però poi ovviamente quel gameplay di ieri, la seconda parte, non è uscita molto bene perché non c'era questa sincronizzazione. Sono andato molto avanti, ho perso molto della campagna, quindi ho ricominciato da capo proprio per farvi vedere dall'inizio quello che come si baserà il nostro impero. Mi raccomando ragazzi, se notate qualche problema a livello video, a livello audio, di sincronizzazione, fatemelo sapere che cercherò appunto di risolvere. Appunto non mi ha mai dato problemi questo registratore in 6 mesi, 8 mesi da quando l'ho comprato, però adesso, come dire, c'è stato questo piccolo problema che appunto sto tentando di risolvere. Allora, quindi ricominceremo da capo, non siamo davvero molto lontani dall'ultima volta, ci troviamo per adesso a 50 cittadini, 3 anni di mandato, e la prima missione è quella del nostro caro Lord Osquart di costruire un nuovo ranch di capre. Allora, quindi iniziamo. Allora, vediamo un pochettino di capire cosa fare. Colleghiamo intanto il nostro porto con la nostra bella cittadina, eccola qua. Non abbiamo ancora scoperto nulla, quindi ragazzi sarà più facile imparare, visto che non abbiamo ancora fatto nulla. Mi dispiace, però sicuramente sono cose che succedono. La dinastia ragazzi è sempre quella, il nostro caro Edoardo Van Helgen e il suo nuovo ragazzone, come dire, il suo nuovo erede, il suo figlio, il quale appunto è nato negli ultimi mesi. Eccoli qua appunto i due membri della nostra casata. Allora vediamo un po'. Il nostro nuovo porto è stato collegato alla nostra nuova residenza. Abbiamo un ranch di maiali alla nostra sinistra, un ufficio dei camionisti e anche un ufficio di costruzioni. Il ranch di capre deve essere immediatamente edificato. Allora credo che sia nella sezione delle materie prime un ranch, eccolo qua, di capre, per iniziare a esportare del latte. Colleghiamolo molto vicino alla nostra cittadina, proprio così, eccolo qua, perfetto, e aumentiamo anche l'intensità lavorativa. Grandioso. Allora aumentiamo ragazzi anche un attimino la velocità. Mi dispiace ragazzi che sono successi questi fatti a livello proprio video, audio, questi problemi tecnici, perché davvero volevo giocare Tropico 5 al massimo dall'inizio. Infatti non so, ero riuscito a registrare 4 video di Tropico 5, però c'erano questi problemi. Poi il gioco, come dire, questo registratore si spegneva automaticamente. Sua c'erano Maestà problemi. mi ha incaricato di quindi, presentarti speriamo questa che sia stato lettera di risolto. encomio per ciò che sei riuscito a compiere Grande. nel nome dell'impero. Siamo riusciti a guadagnare altri $5.000 come abbiamo fatto nel video precedente. Ragazzi, ci prendiamo immediatamente dei soldini per iniziare quindi a essere competitivi. Allora, colleghiamo un'altra bella strada alla nostra nuova industria. Eccola qua, agricola. Colleghiamo tutto immediatamente vicino alla strada principale. Grandioso. Allora, vediamo di impostare la nostra economia come stavamo facendo nella partita precedente. Allora, nel porto possiamo notare la grande efficacia di quest'ultimo, siamo al 100%. Per quanto riguarda il commercio, diamo un'occhiata. Allora, ci sono delle offerte di grano, agricoltura, tabacco, per quanto riguarda perfetto, ferro, oro, altro oro e tronchi. Benissimo, vediamo la nostra terra di cosa è stata dotata all'interno di questa partita. Ragazzi, dimenticavo, visto che come dire, col passare del tempo io ho iniziato a giocare quando ancora c'era questa non sincronizzazione, sono andato un po' più avanti. Ho visto che il livello di difficoltà media non era davvero all'altezza ovviamente della mia conoscenza di Tropico 5, quindi ho aumentato il livello di difficoltà a livello economico nella sezione alta, quindi abbiamo un pochettino in più di competitività. Allora, abbiamo una bella miniera di ferro qui alla nostra sinistra. Io direi già di iniziare a ricercare qualcosa del genere per intensificare questa produzione. Allora, intanto iniziamo a raccogliere del tabacco per soddisfare questa nostra nuova offerta commerciale. Una piantagione proprio vicino alla nostra casa può andare abbastanza bene, perfetto, anzi ben 2 piantagioni di tabacco, eccola una da questa parte, e inizieremo immediatamente a produrre e a esportare. Il progresso tecnologico è la via verso l'autonomia, governatore.
Costruisci una nuova biblioteca. Eravamo ragazzi fermi ieri a questo punto, l'edificazione di una nuova biblioteca. Dobbiamo, allora, vediamo un pochettino di fare un po' di luce sull'argomento. Come vi ho detto nel video precedente, adesso non ricordo precisamente dove eravamo rimasti, però nel video precedente intanto esploriamo questa zona perché la zona con la nebbia è inesplorata, per costruire dobbiamo esplorare. Come vi avevo detto, la nostra fazione per adesso si suddivide in due determinati ambiti. L'ambito, eccolo qua, monarchico, per adesso siamo odiati dai monarchici, abbiamo 25 sostenitori e siamo per adesso amati dai rivoluzionari, però ne abbiamo esclusivamente 9. Il nostro obiettivo non è quello di seguire la corona, o almeno seguirla fino a un certo punto, e poi più avanti, nel momento in cui ci sarà l'opportunità, ribellarci e ottenere il potere scrivendo una nuova costituzione per il nostro paese indipendente e libero. Allora, quindi dobbiamo usufruire di quello che ci dice la corona, delle offerte che ci dà la corona, però sicuramente dobbiamo anche tenere d'occhio il livello rivoluzionario, perché saranno loro che ci faranno entrare a divenire una vera e propria nazione indipendente. Intanto qui la compagnia dell'anello che parte con i moschetti. Attendo ordini! Eccoli qua, partono immediatamente per analizzare la zona circostante. Allora, stiamo addirittura reclutando altri uomini, aumentiamo la velocità, perfetto, in modo tale da ottenere una costruzione più rapida. Intanto costruiremo anche delle nuove case, eccole qua, le nuove residenze per i cittadini che staranno vicino alla nostra grande abitazione. Collocheremo intanto 2 case, ogni residenza del genere può accogliere fino a 4 famiglie, quindi possiamo stare tranquilli. Bene. Allora, per adesso siamo in rosso, ma sicuramente adesso con le nuove esportazioni riusciremo a ottenere ottimi guadagni. Benissimo, stiamo avanzando, potete vedere che già stiamo iniziando ad esportare qualcosa di interessante. Carne, latte, tabacco, per un totale di 3.553. Già il tabacco sta crescendo, ragazzi, come potete vedere vicino alle nostre case. Addirittura il ranch di capre è stato ultimato e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Allora, abbiamo anche analizzato questa nuova zona, perfetto. Adesso appena arriveranno dei nuovi introiti, intraprenderemo questa nuova campagna di ricerca. Nel porto possiamo notare, eccolo qua, la corona ti invia 5.800 monetine che saranno ben spese proprio nella nostra biblioteca. La collocheremo molto vicina alla nostra grande residenza, eccola qua, proprio di fronte, così, in modo tale da lanciarci nella ricerca di qualsiasi formula effettiva per il La nostro prima governo. fase del piano di Sua Maestà ha avuto inizio. Tutte le colonie devono esportare del cibo presso i nostri nemici. E 3.000 di latte verranno esportati nei prossimi mesi. Allora, abbiamo un ranch di maiali per la popolazione, un ranch di capre. Io direi di collocare, appena abbiamo abbastanza soldi, un altro ranch di capre per esportare ancora più latte. Ma la prima cosa che dobbiamo fare è mettere a posto il nostro commercio e la nostra macchina economica. Allora, diamo un'occhiata. Possiamo vedere che per adesso non ci sono molte offerte, però appena riusciamo a beccare l'offerta giusta cercheremo di esportare le nostre merci come il tabacco e qualcosa del genere. Allora, la nostra biblioteca sta per essere ultimata. Benissimo. Allora, la felicità dobbiamo sempre tenerla sott'occhio. Intanto 48 cittadini, si nota come funziona bene la nostra città. Date un'occhiata ai carretti che girano per l'intera regione con appunto gli attrezzi sulle spalle. Sembra appunto una specie di mondo orientale. Questi carretti li vediamo spesso in Cina, roba del genere. Eccoli qua, guardate che fighi. E arrivano 18 nuovi cittadini a Tropico. Eccoli qua che sbarcano, nuovi popolani pronti a intraprendere una nuova vita. Allora, grandioso, la nostra biblioteca è quasi terminata, l'appalto ormai è stato vinto dall'impresa locale e potete vedere che ormai il ponteggio sta per essere eliminato. Allora, altri 18 cittadini, benissimo, intanto stiamo caricando le merci, vediamo come sta andando, l'efficacia è al massimo, abbiamo ottimi lavoratori, purtroppo analfabeti, però per adesso sta andando bene. La biblioteca è stata appena adesso ultimata. Allora, nella sezione ricerca possiamo notare la grande quantità di ricerche che possono essere portate a termine dalla nostra grande fazione. Sicuramente si inizierà con una miniera. La pala sarà fondamentale per sfruttare le risorse circostanti. Allora ragazzi, con la nostra nuova biblioteca possiamo lanciarci nella ricerca di determinati ambiti, ciò che non era possibile fare su Tropico 4. Un'altra cosa che mi è piaciuta di Tropico 5 è che tutte le risorse devono essere scovate proprio dal proprio governo. Date un'occhiata, una miniera di ferro, addirittura ci saranno da queste parti centinaia, migliaia di pozzi petroliferi nascosti. Non è come i vecchi Tropico, all'interno dei quali bisognava scoprire, come dire, bisognava andare a guardare nella mappa informativa dove si ritrovava appunto
appunto quel determinato materiale, mentre così potete vedere che dobbiamo incrementare la nostra voglia di avventurieri per scovarli. Allora, stiamo esportando La del prima latte, fase perfetto. Intanto la biblioteca è stata ultimata, abbiamo per adesso un attimo di rosso, come potete vedere siamo in negativo con il bilancio, dobbiamo solo attendere qualche attimo. Allora, la popolazione è ancora 66 unità, abbiamo 2 anni e 6 mesi di mandato e la durata del nostro mandato con la madrepatria, quindi sicuramente dobbiamo aspettare ancora qualche annetto prima che termini. In questi mesi e in questi anni dobbiamo riuscire a incrementare la forza rivoluzionaria. Allora, vediamo un pochettino, sicuramente la nostra nave sta per ritornare, vediamo un po' quello che è riuscita a portare, diamo un'occhiata ragazzi, eccola che arriva. Attenzione, eccoci. Mamma Sua mia. Maestà mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. E altri $5.000 pronti all'interno delle nostre casse per avere ultimato l'ultima missione del nostro governo inglese. Grandioso. Allora, visto che siamo per adesso in questa situazione, abbiamo ultimato la nostra grande biblioteca, è opportuno iniziare. Ah, ok, la miniera la stiamo ricercando, mancano 2 mesi. Io direi di dare un'occhiata alle offerte commerciali. Lana, cibo, ananas, vediamo un po' qualcosa di interessante. Il ferro, eccolo qua, potrebbe essere molto utile. Adesso cercheremo di fare qualcosa. L'ananas, vediamo se possiamo esportare qualcosa del genere. Io intanto accetto il contratto. Eccolo qua, aggiungiamo la nostra Guinevere, la nostra nuova nave, per iniziare ad esportare delle materie prime. Piantagione, ananas, dovrebbe crescere a questa altezza se non sbaglio. Vediamo un po', eccoci qua. Vediamo di collocare appunto le nostre nuove aziende agricole molto vicine a quelle precedenti. Qui ci sono delle rocce in mezzo alle scatole. Attenzione, siamo un pochettino troppo distanti, con terreno sconnesso. Mettiamoci un po' più indietro. Eccola qua, la nostra nuova piantagione di ananas, seguita dall'altra. Eccola qua, no, mettiamoci meglio. Allora, deve essere una zona abbastanza adatta a questa coltivazione. Per esempio questa zona qui. Allora, collochiamo delle strade. Benissimo, una da questa parte. Ok, e un'altra da questa parte. Perfetto. E qui dentro poi ci collocheremo delle casette per agricoltori. Benissimo, vediamo di procedere. Come sta andando nel nostro almanacco con la politica? Ancora la situazione è positiva per i nostri sostenitori rivoluzionari, stiamo aumentando il loro consenso, anche la felicità sta aumentando gradualmente. Tanto la nave riparte all'estero con il carico pieno. Attenzione, allora la piantagione... Ah, ecco, la corona ti invia addirittura altre 6.500 monetine. Spero al più presto di vedere un'altra icona dei rivoluzionari. Eccola qua, attenzione. L'indipendenza deve essere l'obiettivo di ogni tropicano. Ma non puoi aspettarti di combattere una rivoluzione a stomaco vuoto. Infatti la nostra amica ci consiglia di costruire un negozio di alimentari. Questo aumenterà il sostegno dei rivoluzionari. Il negozio di alimentari verrà immediatamente costruito, deve essere appunto nella sezione dell'assistenza sociale. Il negozio di alimentari sarà molto importante per conferire ai cittadini del cibo ed La evitare... nostra squadra di ricerca, vale a dire me stesso, ha trovato la pala. Per 40 volte. Se scopro chi l'ha nascosta là, non so cosa gli faccio. Comunque l'ho data ai minatori, così la metteranno in un posto sicuro, sottoterra per esempio. La nostra nuova pala è stata appena adesso sbloccata. Intanto il negozio di alimentari eviterà una imminente carestia. Allora, la nostra nuova ragazzona, come dire, ragazzona comunista, sicuramente rivoluzionaria, ci ha consigliato una cosa del genere. Però, sempre nella nostra sezione della ricerca, ci lanceremo adesso nella falce, la sezione, come dire, del potenziamento della fattoria. Adesso, ragazzi, vi spiegherò a cosa serve. Allora, benissimo, la biblioteca è stata ultimata. La ricompensa, però, la nostra amica non ce l'ha data, maledetta. Ci servirebbe una ricompensa del genere. Speriamo che col negozio Grazie ai tuoi sforzi, il movimento rivoluzionario acquista uno slancio sempre maggiore. Allora, vedete un po', ragazzi, le 3 determinate ricompense della nostra Vasquez. Rivoluzionari, nuove rotte commerciali con i contrabbandieri e $2.000. Allora, se noi importiamo dei rivoluzionari dall'estero, questi rivoluzionari saranno utili per incrementare la nostra forza rivoluzionaria. Tutte le missioni della nostra comunista, della nostra grande ragazzona falce e martello, saranno importantissime per aumentare i cittadini indipendentisti che arriveranno a Tropico. Più che altro progressisti invece di conservatori.
conservatori. I conservatori sono i seguaci della corona e sicuramente dobbiamo evitarli. Allora, stiamo incominciando a commerciare. Allora, c'è dell'ananas pronto e la nostra grande nave sta partendo. Vediamo un po' con l'agricoltura, cacao, zucchero, tronchi, va bene. Mi sembra che le nostre aziende di ananas sono state ormai completate, una qua giù e una da questa parte. Una nuova missione. Anche se Sua Maestà trova divertente l'arretratezza della tua isola, ora teme che possa ostacolare il suo grande progetto. E noi ricercheremo la falce e avremo un mandato prolungato per i prossimi 6 mesi. Allora, ora che abbiamo scoperto la nostra grande miniera, io direi di collocarla proprio vicino all'ambito del ferro. Allora, vediamo di collegare anche un'ottima strada, in modo tale sempre da risparmiare spazio, quindi facendo la barba alla montagna, ok? Scendendo dritto da questa parte. Attenzione, facciamo una piccola curva e procediamo in linea retta. Con questa nuova miniera cercheremo di intraprendere una nuova avventura. Ecco che partono appunto diversi baccelli Sua a Maestà vapore. mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. Altri 5.000 Ottime dollari. notizie! E la falce Mentre sbloccata. guardavamo cosa contenevano le casse dei rifornimenti alle colonie, abbiamo trovato una falce. Ora abbiamo qualcosa che si abbina perfettamente al martello. Questo manderà la produzione alle stelle. Un futuro glorioso è alle porte. C'è sempre questo ambito comunista, però sicuramente è anche molto divertente, proprio perché in Tropico possiamo notare tutte le differenze a livello politico. Allora, vediamo un po', una nuova ricerca, io direi di completare anche la ricerca del cowboy, per avere potenziamenti a livello del ranch. Tutte le fattorie che abbiamo con questi soldi verranno migliorate. Fertilizzazione intensiva, aumenta l'efficacia di tempo, ma la qualità del terreno cala nel tempo. Questo non lo faremo, ragazzi, maledizione. Vediamo da questa parte, il terreno deve rimanere sempre buono, maledizione. Vediamo da questa parte, lotto di impollinazione aumenta l'efficacia di tutte le piantagioni di ananas nelle vicinanze di 25. Questo può essere utile, perfetto. E anche da questa parte, in modo tale da avere efficacia in più. Vediamo un po', perfetto. Abbiamo speso questi soldi, però sicuramente sono buoni. Quindi con questo potenziamento le nostre piantagioni lavoreranno molto più intensamente. Bene, 80 cittadini, stiamo procedendo bene. La nostra miniera è stata appena adesso completata. Stiamo iniziando a lavorare del ferro e abbiamo una rotta commerciale con l'estero proprio per esportare ananas. Già abbiamo iniziato, quindi intanto abbiamo un porticciuolo grandioso. Io direi adesso di collocare anche un nuovo un pontile. Vediamo se ci sono zone adatte per la raccolta di pesce. Purtroppo questa non è una zona molto adatta alla pesca. Eccola qui, mi sa che dobbiamo rimanere per adesso a secco. Allora, intanto Qualcuno si è impadronito del mio manoscritto, pubblicandolo con uno pseudonimo. Si trattava di una storia autobiografica. Parla dei 2 uomini che creano un profondo legame maschile su una montagna. Hanno persino usato il capitolo più strambo, quello con le fatine sotto l'arcobaleno. Che roba strana. Cowboy, ora tutti i tropicani vogliono lavorare in un ranch. Sicuramente anche i ranch saranno importanti. Scopriremo questa nuova zona con le nostre nuove truppe per riuscire a allargare il nostro spettro visivo e inizieremo a ricercare qualche altra cosa di interessante, come per esempio le assi. Ottenendo una segheria e delle nuove aziende di tronchi, ovviamente dei campi da taglio, avremo un altro materiale in più da esportare. Allora, iniziamo a collocare 2 segherie, anzi 2 campi da taglio molto vicini tra loro, in modo tale da iniziare la diffusione di questi elementi, ok? Li collegheremo con una strada molto vicina alla nostra nuova miniera, perfetto, per creare quindi la zona, se possiamo chiamarla così, industriale da questa parte. Altri 6.000 dollari da parte della corona e 2 nuove Sua missioni. Maestà ha esaminato diversi rapporti sulla tua colonia e ha scoperto un grave difetto nei tuoi programmi. 2 piantagioni devono essere potenziate, però attenzione a quello che potenziamo. Sua Maestà mi ha incaricato di presentarti questa lettera di encomio per ciò che sei riuscito a compiere nel nome dell'impero. Altri 5.000 dollari, ragazzi, siamo riusciti a completare la missione, però calma, dobbiamo riuscire a pensare un attimo. Altre piantagioni però di qualcosa che possa essere utile, come per esempio delle banane potranno essere fantastiche. Da queste parti vedremo di collocare un'intera piantagione di banane per avere un cibo sicuramente tropicale e una grande differenza a livello di dieta per i nostri cittadini. Allora, vediamo di collocare ben 3 piantagioni in modo tale da essere principali esportatori di banane da questa parte. Allora, vediamo un po' se possiamo collocarne un'altra proprio qua in fondo. Benissimo. E creeremo un'unica strada che li collegherà tutte. Perfetto. Una così,
Bene, e ci uniremo anche a quest'altra zona. Grandioso. Allora, con queste nuove aziende riusciremo a... Molto bene, vecchio mio. Hai fornito del cibo ai sudditi di Sua Maestà. Adesso devi pretendere che ti paghino.